Picciotti che il mondo sconosce, Re dello Zenzero vi insegna come si fanno i mustardi villarosani che il mondo sconosce con i fecodini già matura, ne essere matura. Se potessero fare con tutte le scorce, levandoci soltanto la corona e tagliare un pezzo di cosa di qua. E dopo levarci, diciamo, queste cose nere, così, rascandola. E se potesse fare con tutta la scorcia, ma per dimo tempo, allora noi per evitare i munnavo giusto e ci arriviamo alla scoccia, tanto è lo stesso, capito? Ho munnato i fecodini ieri sera, stamattina, di prima mattina, si abboccano tutte questa pignata, si mettono in ebollizione fino a che effettivamente diventano una crema, si fanno stare in ebollizione in un fornello fino a che diventa una crema. C'è terza procedura, con macina, diciamo, pomodoro, si macinano i fecodini quando si levano tutti l'ossicedda che c'è da. Dopo si fa raffreddare e dopo siamo pronti per fare i biscotti. Picciotti, siamo giunti al quarto video per completare i biscotti dei mustardi e ce ne vuole tempo. Questo è il succo che si va aggiungendo, diciamo, per impastare la farina. Effettivamente per un chilo, diciamo, di mustarde, diciamo, ci vuole 300 grammi di zucchero, 15 grammi, diciamo, di ammoniaca e 4 cucchiaini di struzzo. Si va impastando, diciamo, a mano, quando la pasta è bella lavorata, dopodiché effettivamente ora piano piano si ci va aggiungendo ancora un po' di mostarda. Picciotti, per avere una bella mostarda che molto sconosce di quella rosa, la pasta si deve lavorare così, bella, guardate, voilà, così, guardate picciotti, Picciotti, siamo giunti quasi alla conclusione, quinto video, mostarda di Villa Rosa si sta preparando per l'infornazione, prossimamente altro video, guardate l'artista, mia moglie. Picciotti che chiaro che il mondo veramente sconosce, l'artista prepara e del forno già ci sono un po' di mustarde che stanno acchianando piano piano, un cavolo che si impazzisce e mustarde purtroppo qua sono picciotti che sono biede. Come sono? Buone? Vediamo. Che brucia? Che? Buono. Ok. E voilà picciotti, e voilà, già mustarda fatte, guardate picciotti. Oh, che il mondo veramente sconosce, mamma come brucia. Già mustarda fatte. Tastamolo picciotti. Buonissimo. Il mondo sconosce. Picciotti che il mondo sconosce. È la nostra tradizione, indovina indovinello, cos'è questo? Questa è la tradizione siciliana che si deve fare per la lavorazione dei mustardi. Guardate picciotti.